È già una grande festa ad Asti per gli alpini trevigiani. Festa come solo la Dunata ogni anno sa regalare a Vece e Boccia. Festa pensando già al prossimo anno, quando le penne nere invaderanno pacificamente la Marca nella prima Dunata diffusa tra Piave e Grappa e per inciso la 90ª dalla fondazione dell'Associazione Nazionale Alpini. Come sempre migliaia le penne nere da tutta la Marca e tutti coinvolti nella promozione del nostro territorio per il prossimo anno. Asti oggi si presenta così tra celebrazioni, alzabandiera, ma soprattutto incontri tra chi ha condiviso i migliori anni della giovinezza tra muli e montagne, tra ramponi e corde. Si parla di poco meno di 500.000 presenze, con la città piemontese letteralmente invasa da cori e fanfare, in alcuni casi nate al momento. Domani la lunga sfilata di tutte le sezioni con Treviso e la Marca, che passerà davanti al podio d'onore, dove con i vertici dell'ANA è atteso il ministro della Difesa e forse, ma non è confermato, anche il premier Renzi. Intanto oggi nuovo sopralluogo del sindaco di Treviso Giovanni Manildo, che ha alternato gli impegni istituzionali con quelli da sottotenente alpino. Sono qui con i miei amici del 161esimo corso AUC, siamo venuti qui per imparare, l'anno prossimo la Dunata sarà a Treviso, la città di Asti è bellissima, le persone hanno risposto in modo fantastico e la Dunata degli Alpini è un'occasione di promozione per il territorio eccezionale. L'anno prossimo tocca a noi, al nostro territorio, e vogliamo fare ancora meglio di questo.